Andrà a processo Sergio De Zeni, il 74enne che lo scorso 24 settembre 2023 accoltellò la moglie Manuela Bittante, 77enne, malata da tempo e allettata. L'uomo è stato rinviato a giudizio per omicidio volontario aggravato dal vincolo coniugale e dalle condizioni di minorata difesa della vittima. La tragedia si è consumata nell'abitazione dei due coniugi in via Metti a Coste di Maser. La donna era costretta a letto perché colpita da un grave ictus. Per mesi era stata ricoverata in ospedale fino alle dimissioni. Da qualche giorno era tornata a casa. Quella domenica De Zene si è avvicinato a lei e le ha sferrato un colpo letale. Poi è andato dai carabinieri confessando il delitto. Quando sul posto sono arrivati i militari dell'Arma e di soccorsi del suo M118, la 77enne era ancora in vita, morì poche ore dopo per una grave emorragia. Da quel giorno l'imputato si trova in carcere a Santabona, non ha voluto chiedere nessuna misura alternativa perché ha sempre detto al suo legale: è giusto che io stia qui per quello che ho fatto. La perizia psichiatrica disposta dal giudice per le indagini preliminari Cristian Vettoruzzo ha stabilito che l'uomo, nonostante fosse in grave sofferenza per la condizione della moglie, era capace di intendere e volere al momento del fatto. Nella sua testa, ha detto del 74enne il difensore, l'avvocato Sabrina Dei Rossi, è stato un gesto d'amore. Secondo la difesa, l'anziano sarebbe stato esasperato dalla situazione clinica della donna e avrebbe deciso di porre fine alle sue sofferenze. L'anziano, che avrebbe raggiunto un accordo per il risarcimento della figlia, rischia l'ergastolo.